c'è una fase 1, ma possiamo andare a trovare i parenti. Questo più o meno è il segnale che è arrivato ieri dal Presidente del Consiglio. Perché se io, sono un parrucchiere e posso garantire, diciamo il rapporto di 1 a 1, con le mascherine, con i guanti, non posso lavorare? Perché se io ho un bar non posso consentire o un ristorante, non posso consentire che le persone si mettano in fila come fanno per i supermercati, servirle col distanziamento sociale, con i meccanismi di sanificazione che sono necessari? Perché? Questi tanti perché di Giorgia Meloni dopo l'annuncio della fase 2 da parte del governo, troppe aspettative disattese, dice la leader di Fratelli d'Italia, soprattutto tra i piccoli commercianti. Per questi, dice Meloni, ospite della nostra diretta straordinaria, non c'è più tempo. Io penso che l'Italia, non sia più nella posizione, diciamo così, di né di tenere tutto chiuso, né di riaprire per settori. L'ho detto e lo ripeto. Penso che la sfida dovrebbe essere quella di concentrarsi sulle misure di sicurezza, fare protocolli molto rigidi e precisi sulle misure di sicurezza. Insomma, il requisito per ripartire deve essere quello della sicurezza, non il codice Ateco o la categoria di appartenenza. Capitolo connesso quello del sostegno economico, il decreto liquidità, dice Meloni, da solo non basta, la logica dei prestiti e delle garanzie va integrata. Serve una parte a fondo perduto? Assolutamente. Primo, servono tempi di restituzione molto più lunghi e soprattutto, secondo me, il decreto liquidità fino ad oggi è una fregatura immensa per le microimprese, per le più piccole. Quanto al Veneto, positivo il giudizio sull'operato del governatore, ma soprattutto sul comportamento dei veneti. Noi ovviamente siamo al governo con Luca Zaia, però al di là di questo penso insomma che sia sotto gli occhi di tutti che la regione Veneto in questa emergenza si è mossa molto bene e credo che il segreto sia stata la velocità. Un po' è anche merito dei veneti,